Forse è il momento anche perché l'impegno nelle aziende oggi, lo stesso Presidente del Pernocchio diceva che oggi l'impegno nelle aziende è veramente molto, molto pesante, sempre di più visto le leggi e le gire che mettono in pista. Al di là che i miei avevano detto i figli papà, i nipoti nonno, fratello, ognuno per la sua aveva da dire qualcosa. Ho trovato grande amicizia, ho trovato grande collaborazione in tutti. Chiaramente ringrazio voi che siete qui di fronte a noi oggi in questa sala. Durante la vita, durante il campionato ci sono sempre momenti sì, momenti no, qualche momento di scanchinamento, cosa che sicuramente avviene. Loro hanno fame di notizie, noi molte volte non le andiamo a dare perché c'è sempre un motivo, se c'è il giocatore, se c'è l'allenatore, di tenere da una parte nascosto perché poi certe parole possono creare degli intoppi nella trattativa. Questo è quello che avviene mediamente. Mi scuso se ultimamente mi sono dato veramente uccelli di bosco, non ho fatto nessuno. Non ho fatto nessuno perché avevo dentro un magone che sicuramente ogni volta che parlavamo di questo mi faceva stare sicuramente non bene. Comunque abbiamo vissuto del periodo intenso, molto bello da parte mia, esperienze nuove che abbiamo fatto, 10 anni non sono pochi. Ringrazio tutti, anche i pensionati che vedo lì di fronte, complimenti Donà. Abbiamo avuto nella tifoseria dei grandi amici, i club che ti inviterebbero a cena tutte le sere, i nostri amici, vedo Andrea Castagnoli del gruppo della Curro Fattori, grandi tifosi, ultimamente anche sono diventati più bravi, sì, prima erano un po' più gli amici della Digos che chiaramente sono sempre presenti, non solo ma anche in trasferta, quindi abbiamo le due realtà e bisogna metterli assieme la sera per una grande cena. Io mi impegno già da ora di trovare il tempo per stare in compagnia perché il cuore ce l'ho qua dentro e come ben capite per me è difficile veramente perché mi sono trovato molto bene con tutti, con i nostri commercialisti, con i nostri consulenti, con i ragazzi della curva, con gli anziani, col settore giovanile che quando vai è veramente un grande divertimento. Ho ricevuto anche il messaggino da padre Giovanni di Sant'Antonio che dice Pres, grazie, però ci venga a trovare Sant'Antonio, quindi sarà una delle prime tappe viste. Quello sì, questo è d'obbligo. Quindi signori, io mi fermerei qua perché le cose avrei tante da dire. Mi spiace veramente, vi ringrazio tutti e spero che se arriverò qualche volta a vedere qualche partita magari mi darete, io non ho bisogno di una sedia perché sapete che sono sempre in giro, però spero che l'amicizia è qualcosa che va fuori. Un microfono. È bianco sempre. Potrebbe chiedere nella collaborazione di cui parlavo come speaker del Padova, come nuovo speaker del Padova. Beh, no, devo stare attento perché forse converrà che stia un po' zitto, dai, me lo dirò fuori dallo stadio per non solo una cosa Presidente, lei ha ottenuto il passaggio dalla C1 alla B, ma quanto le manca non essere riuscito a portare il Padova in Serie? Domanda ragazzo. Quando arrivo a casa dopo qualche partita, arrivavo a casa incazzato nero, mi mettevo a piangere qualche volta perché non è possibile non essere arrivati, perché eravamo lì belli, convinti, tutti pronti a fare e poi non siamo arrivati. Diciamo niente, abbiamo trovato però nella persona del Presidente del Pernocchio una grande desiderio, grande voglia di fare. Non lo conoscevo, ci conosciamo da pochi giorni, ci siamo visti 4 volte. Abbiamo apprezzato anche una cena in un ristorante buono, quindi abbiamo capito che tutto sommato da quell'aspetto lì ne d'accordo. Poi sul Paron parleremo un altro momento. Sono disponibile se ha bisogno volentieri, però sa, io sono limitato a dire qualche cosa e cercherò in futuro di star zitto più che posso. Grazie a tutti, dai. Presidenti, qua, grazie.